Marcello Giavarini ha annunciato di essere definitivamente uscito di scena dall'universo Acragas, assicurando anche di aver azzerato le sue quote di maggioranza all'interno della società. Strada libera allora per il potenziale acquirente? Niente affatto. L'imprenditore italo-svizzero, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, avverte: se mi parlate di Alessi vi dico giù il cappello. Il problema è Giavarini, che dice che regala, non regala un bel niente. L'Acragas la si compra, ha aggiunto Nava, alle condizioni di un mese e mezzo fa. Dunque il manager è tornato a farsi sentire, a farsi notare dai radar bianco-azzurri. L'affare, osserva, si potrà fare, ma a determinate condizioni, che sono sempre quelle contenute nella lettera di intenti inviata il 9 novembre scorso. E quella lettera, spiega Nava, contiene la volontà di rilevare il club rilasciando una fideiussione da 600.000 euro anche per la copertura di alcuni debiti, anche quelli con i fornitori e con l'erario. L'imprenditore italo-svizzero svela anche di avere incassato il sì di una banca locale, un partner finanziario per effettuare un mercato adeguato. Io però, si affretta a mettere le cose in chiaro, pago i miei stipendi e non quelli degli altri. Ora nel frattempo sono venuto a conoscenza che ci sono anche dei crediti, ma è il nodo legato agli stipendi quello che sembra tenere in stallo la trattativa. Ci sono dipendenti che aspettano le mensilità, perché dovrei pagarli io che vengo dalla Svizzera, torna a rimarcare Nava. Io e i miei amici lavoriamo da 2 mesi perché vogliamo che questa operazione vada in porto, ma non veniamo ad Agrigento per pagare i debiti di uno di Licata che dà pure l'ultimatum. A me l'ultimatum non lo dà nessuno, sono ancora le parole di Roberto Nava.